Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stata ritrovata in una zona di campagna di Cittanova, nel Reggino, l'auto usata dai killer di Antonio Giovinazzo. Il 35enne è ucciso domenica mattina durante una battuta di caccia a Polisteno. Si tratta di una Fiat Panda, inviata immediatamente al reparto dei RIS di Messina. Gli inquirenti sperano che, dalla perizia dell'auto, possano essere trovati elementi utili per identificare il killer che ha ucciso l'uomo. E scontro sulla discarica di Rossano. Donne e uomini che fanno parte di un comitato civico di Bucita hanno bloccato per protesta la strada che porta alla discarica dell'omonima località, stendendosi per terra ed evitando il passaggio di tir pieni di rifiuti, presidiando anche il bivio di Contrada Amica. Il sindaco Filareto invita alla calma, mentre un sopralluogo nella discarica è stato effettuato dal procuratore De Castris e il PM Valle Fuoco. Da stamane altri 100 posti di lavoro in meno nella regione. La tegola della disoccupazione si abbatte sugli uomini e le donne che da tempo lavoravano per la società Call Call Cosenza SRL, che hanno ricevuto la notizia della chiusura definitiva dell'azienda a partire già dal prossimo 30 novembre. Tanta la rabbia e la delusione degli operatori. Per oggi pomeriggio è previsto un incontro al quale prenderà parte uno dei soci della holding per meglio chiarire la posizione della società. Arrivano i procedimenti disciplinari per le 11 persone, tra professori, dipendenti amministrativi e studenti, che sono stati coinvolti nello scandalo degli esami truccati nella facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il senato accademico, convocato dal rettore Massimo Giovannini, infatti ha aperto un'istruttoria dopo l'indagine della DDA Regina. Il governatore Giuseppe Scopelliti e l'assessore al bilancio Giacomo Mancini hanno presentato la manovra finanziaria regionale. I punti cardine saranno 5: la lotta alla criminalità, famiglia, imprese, opere pubbliche e trasporti. Per il governatore quello redatto è un bilancio vero che darà il via libera all'esodo del personale e alla dismissione del patrimonio. Per il governatore non ci sono risorse, bisognerà fare i conti anche con i tagli dei trasferimenti statali. È stato sottoscritto nella sede del Rimuseum Università della Calabria di Rende il protocollo d'intesa tra Regione, Unical e le confederazioni di settore per l'industria, il commercio e l'agricoltura sull'ecoefficienza ai consumi e alle produzioni sostenibili. Il protocollo è finalizzato a incentivare e promuovere la cooperazione tra le imprese locali, piccola e grande distribuzione organizzata e a garantire la tutela dell'ambiente e il miglioramento dell'ecoefficienza delle imprese. Ragazze e ragazzi insieme contro la violenza sulle donne si sono ritrovati nell'auditorium di Liceo Scorza di Cosenza per una manifestazione di sensibilizzazione durante la quale verranno premiati il miglior video e il miglior racconto realizzato dagli studenti. La giornata è organizzata dalla Fondazione Roberta Lanzino. Stamattina presso la sede di Crotone dell'area marina protetta è stata illustrata la ricerca scientifica relativa all'attività di monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica nell'AMP, che rappresentano l'ecosistema più importante dell'ambiente marino costiero del Mediterraneo. All'incontro con la stampa hanno partecipato il presidente della provincia Stano Zurlo, il dirigente Antonio Leto e il biologo Sante Francesco Rende. Sarà Marcelo Alvarez, assieme al sempreverde Renato Bruson e alla straordinaria Micaela Carosi, la stella della Tosca che verrà rappresentata al Politeama di Catanzaro sabato 27 e martedì 30 novembre prossimi. Teatro praticamente esaurito con spettatori provenienti da tutta la Calabria. Alvarez è riconosciuto a livello internazionale come uno tra i più importanti tenori di quest'epoca e di fatto è stato acclamato da tutti i teatri dell'opera del mondo.